Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla partita della settimana. Questa settimana facciamo la doppietta, visto il turno infrasettimanale, il turno tra virgolette normale di campionato. Facciamo un salto negli anni 80 perché io vi parlo sempre o quasi sempre del calcio degli anni 90, 2000, perché è quello che ho vissuto io, ma ogni tanto facciamo un'incursione anche un po' più indietro. Come sempre, quando ho le maglie di entrambe non prendo posizione. Vi ho portato qui le maglie della Fiorentina e del Milan, perché parliamo di Fiorentina-Milan e, come vi ho detto, degli anni 80. Non è più o meno questo il periodo in cui si giocò quel Fiorentina-Milan della stagione 88-89, ma è la prima giornata del girone di ritorno, esattamente come accade quest'anno, anche se il calendario è strampalato, insomma non è la prima giornata di ritorno, non coincide con la prima giornata d'andata. Vabbè, stendiamo un velo pietoso e parliamo di Fiorentina-Milan del 19 febbraio 1989. Il Milan è abbastanza lontano dall'Inter, capolista in classifica. Milan campione d'Italia in carica, non si sta ripetendo in campionato, ma si farà ben valere come in Europa. La trasferta di Firenze è molto insidiosa, perché la Fiorentina aveva battuto l'Inter l'ultima giornata casalinga, l'Inter che dominerà il campionato con il famoso scudetto dei record. Il Milan vince 2-0 al Franchi di Firenze, segnano due centrocampisti, Angelo Colombo alla fine del primo tempo e Carlo Ancelotti più o meno a una decina di minuti dal termine della partita, e la Fiorentina, nonostante la coppia gol Borgonovo-Roberto Baggio, non riesce a insidiare il Milan. Vedete qui il servizio del Guerin Sportivo, la pagina dedicata al servizio di Milan, di Fiorentina-Milan. Vedete anche un breve commento, una breve sintesi della partita qui sotto, e qui c'è il gol di Colombo, eccolo qui, molto bello, di sinistro, che porta i rossoneri avanti all'intervallo. Il Milan alla fine della stagione vincerà la Coppa dei Campioni e la Supercoppa italiana, mentre la Fiorentina arriverà settima in campionato e riuscirà ad agguantare la qualificazione in Coppa UEFA dopo lo spareggio contro la Roma, che decise Roberto Pruzzo, storico bomber della Roma, unico anno passato alla Fiorentina e unico gol clamorosamente segnato proprio, non l'ha mai segnato in campionato, segnò proprio lo spareggio proprio contro la Roma. Questa è proprio la Fiorentina 88-89, parliamo dell'album Panini. Guardate che bello lo scudetto con la F, mi piaceva tantissimo. Questa è la Fiorentina della stagione 88-89, allenata da Bruno Giorgi, scusate, da Giorgi era l'anno dopo, da Sven-Goran Eriksson. Perché ho posato l'album non si sa, perché vi devo far vedere il Milan, che è questo qui, Milan che vincerà la Coppa dei Campioni e che era comunque campione d'Italia in carica. Questo è lo scudetto e questa è un po' tutta la rose molto corte negli anni 80. Arriverà, come detto, terzo in campionato quel Milan. Questa è la partita della settimana, Fiorentina contro Milan, prima giornata del girone di ritorno, come nella stagione 88-89. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e io torno domani e la prossima settimana con un'altra partita. Ciao!